Oggi abbiamo presentato questa candidatura che per noi, per il nostro territorio tra Conegliano e Valdobbiadene è molto importante per diversi aspetti. Innanzitutto per il fatto che nel 2016 siamo già stati riconosciuti capitale europea del vino, quindi a distanza di 10 anni per noi è importante fare un punto della situazione e vedere in questi 10 anni dove siamo cresciuti, dove dobbiamo migliorare e tutto il lavoro fatto. Quindi una candidatura per un riconoscimento che non vuole essere una semplice vetrina, ma un impegno rinnovato da parte delle amministrazioni nel portare avanti delle politiche d'area. Non solo le amministrazioni, perché la candidatura viene fatta dai comuni, perché è all'interno del circuito Città del Vino dei comuni, ma il dossier è ricco di tutti eventi, attività, impegni che tutto il territorio si prende, con le associazioni, con gli enti del terzo settore, con tutte le varie collaborazioni, tutto che rientra all'interno del dossier. L'altro tema fondamentale è quello che è il titolo poi della candidatura, Giovani al centro. Anche in questo caso i giovani non sono messi in vetrina, ma è un lavoro che vogliamo fare assieme ai giovani, per quello che già fanno nel nostro territorio, ma soprattutto per le prospettive di crescita che ha il nostro territorio attraverso i giovani. Quindi un in bocca al lupo a tutti quanti, noi ci crediamo molto, il lavoro è stato intenso e ci auguriamo che questa candidatura venga riconosciuta a livello nazionale.